abbiamo bisogno di tranquillità. Ora come ora abbiamo proprio bisogno di tranquillità. Ne abbiamo passate tante, quindi sarebbe giusto. Sì, e se lo merita poi, perché comunque ha sempre lavorato ed è sempre stata una persona in gamba. Siamo più di 7.000 fedeli tra i moldavi, ucraini, i russi, bielorussi, anche serbi, perché fanno riferimento, serbi e bulgari, sempre nella comunità nostra slavofona, e quindi vengono. E poi il top, in sella alla moto e via, chi la ferma più? Nonna Irma non si pone limiti, ormai involontariamente è diventata una web star, una celebrità di internet, da quando la nipote ha postato le sue foto su Facebook. È inagibile e perciò devo darmi un'altra casa, perché sono senza acqua, cioè senza luce, senza gas, perché l'acqua c'è, perché è condominiale. Anche considerato che qua c'è casa e Ater, in cui c'è gente, a quello che mi risulta, che ha appartamenti più grandi dei miei, più nuovi, e paga meno di me, insomma, ecco. Abbiamo potuto rinnovare il servizio di mobilità sociale, che è quel servizio che permette agli operatori dei servizi sociali di Valdobbiadene di fare di trasporti quotidiani per persone disabili e anziane che hanno bisogno. Buonasera, eccoci qua anche questa sera. È lunedì di Pasqua, ma noi siamo qua per farvi vedere dei casi bellissimi, toccanti, ma soprattutto vi faremo anche volare sul nostro bellissimo territorio. Vedete delle immagini stupende, ma soprattutto abbiamo degli ospiti veramente importanti, anzi direi un ospite importantissima. E chi è, Anna? Eccola qua, buonasera a tutti, ben ritrovati per questo lunedì dell'Angelo. La vediamo inquadrata, è lei direttamente dal Kenya, la star del web, la nonna Irma, la nostra super nonna, la nonna missionaria che è andata in Kenya per portare il suo aiuto. Nonna Irma, benvenuta, non poteva non essere qui per questo lunedì dell'Angelo. Grazie. E allora subito... Lei dice grazie a noi, siamo noi che dobbiamo dire grazie a te. No, mi le ringrazio intanto perché mi ha presentato. Adesso presentiamo anche gli altri ospiti. Esatto. Allora appunto si dice che noi, i cinesi dicevano bene una volta, cioè che mettevano, sai, il fegato vicino al cuore. Ecco, perché comunque il fine ultimo della, e non ultimo della vita è quello di stare in equilibrio, ed è per questo... stare bene, in equilibrio psicofisico e non soltanto. E questa sera tantissimi i casi di cui parleremo, non soltanto come storie di vita di persone, ma anche come storie di fede, con cattolici e ortodossi, quali le differenze, che cosa si ha in comune. E allora cominciamo subito con la nostra star del web, Irma, sì, dall'Armellina. Nonna Irma per tutti, ben ritrovata cara nonna Irma. Ben arrivata nonna Irma. Esatto. E grazie ancora. Star del web, grazie a chi? Grazie alla nipote Elisa Coltro, che appunto siede accanto. Ciao Elisa, benvenuta, perché tu hai postato tutte le foto della nonna in partenza, i video, poi ne parleremo, l'abbiamo vista anche in moto, spericolata nonna Irma. Sono molto bene perché sono a cattare i bambini orfani, la gioia del cuore. Le mancano questi bambini? Sì, tornerei ancora, no, non manca stanno, ma ne avrò un altro anno. Ecco appunto. Se vuole forza di andare e la salute. Poi ne parliamo e vedremo anche i filmati che la vedono appunto in sella a questa moto e accanto ai bambini. Quindi diamo il benvenuto a Marcella Comin. Ciao Marcella, ben trovata. E a Konstantin Kiku. Buonasera Konstantin, dell'Associazione Moldavi Cristiani in Italia. Ben arrivato. E abbiamo visto in apertura di trasmissione come sempre la nostra copertina che anticipa quello che andremo a vedere nel corso della trasmissione. E quindi direi andiamo a dare anche il benvenuto al nostro cantore, che non è mica un musicista come tanti, è un cantante speciale, il nostro Mauro Berton. Buonasera Mauro. Ben arrivato e grazie Mauro, grazie. Molto grazie. Il nostro crooner, da una parola americana che significa che lei è un cantante che canta come? Diciamo che i crooner sono coloro i quali con l'avvento del microfono sono passati da lirici ad essere cantanti cosiddetti melodici d'atmosfera. Non cantano più di diaframma, ma cantano
con il cuore, visto che stiamo parlando di cuore. In modo così un po' confidenziale anche. Esatto. Questo nostro salottino di casa. E allora vediamo subito che cosa è accaduto a proposito delle bellezze del nostro territorio, dove è andata questa settimana Mirella. Vediamo. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, indovinate dove vi ho portato oggi? A Santo Stefano di Valdobbiadene, dove ci sta aspettando l'assessore al sociale Martina Bertelle e l'assessore al turismo Tommaso Razzolini. Entriamo. Permesso, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oi, che bella compagnia oggi. Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti, grazie di questo incontro. All'assessore sociale Martina Bertelle, eccola giovanissima, perché a Santo Stefano di Valdobbiadene l'assessore sociale così giovane e anche molto preparata, mi hanno detto. Ah bene, ho piacere che abbiano detto questo. Sicuramente il sociale è una componente importante come per ogni comune, ma anche per Valdobbiadene. Devo dire che la comunità di Valdobbiadene è molto sensibile al tema del sociale, difatti anche l'anno scorso sono stati creati 2 nuovi parco giochi per i bambini, uno adiacente alla chiesa di Bigolino e uno vicino alla cittadella sociosanitaria, quindi nel centro, e appunto i giochi installati derivano tutti da donazioni di privati. L'ammontare di entrambi i parco giochi era di 22.000 euro, di cui 14.000 appunto donati appunto dai privati, da aziende agricole, da altre ditte, e quindi devo dire che la componente del privato ha una grande rilevanza qui a Valdobbiadene. Dopodiché da diversi anni, e quest'anno c'è stato un rinnovo, sempre grazie ad una cinquantina di ditte proprio solo di Valdobbiadene, abbiamo potuto rinnovare il servizio di mobilità sociale, che è quel servizio che permette agli operatori dei servizi sociali di Valdobbiadene di fare di trasporti quotidiani per persone disabili e anziane che hanno bisogno di questo servizio, perché magari sono sole, perché magari hanno la famiglia che lavora, e questo è interamente stato possibile grazie a una cinquantina di ditte di Valdobbiadene, quindi siamo molto riconoscenti. È molto importante questa cosa. Noi siamo qui anche perché il vino e i giovani. Vino vuol dire alcol, vuol dire anche delle volte stragi del sabato sera. Certo. Cosa fate per aiutare i giovani anche a capire come bere? Perché è importantissimo saper bere, e come non mai in questo periodo noi abbiamo bisogno di sensibilizzare i giovani. Cosa state facendo, Assessore? Allora, dal prossimo anno, attraverso appunto l'Istituto Isis Verdi e assieme al SERD di Castelfranco Veneto, che appunto si occupa di dipendenze sia di alcol che di droghe, e l'Associazione Spazio Blu di Castelfranco, organizzeremo dei corsi appunto di sensibilizzazione sull'uso delle sostanze e dell'alcol. È un progetto particolare perché saranno dei giovani che sono stati già formati negli anni precedenti a sensibilizzare altri giovani della loro età, quindi ci sarà proprio uno scambio peer to peer, che è una cosa innovativa, non è l'adulto che ti dice che cosa fare, ma è un giovane come te che ha magari la tua stessa esperienza, che ti fa capire cosa è importante, cioè la propria vita rispetto magari a una serata di sbandi, ecco. Adesso ci spostiamo dall'assessore Tommaso Razzolini, che ci spiegherà, eccolo qua, buongiorno assessore, questo posto, dove siamo intanto? Questa è una delle sedi, diciamo, della Proloco di Santo Stefano, ex asilo scuole elementari del comune di Valdobbiadene di Santo Stefano. I giovani, il lavoro, adesso vorrei chiedere a questo ragazzo, guardate. Buongiorno. Buongiorno, io l'ho già conosciuto, certo, e mi sono molto meravigliata perché ho visto tanti giovani che lavorano veramente seriamente e con passione nelle cantine. Avete delle cantine meravigliose, ma per voi giovani cos'è il lavoro in questa situazione? Perché è anche un lavoro faticoso dove voi coltivate questo meraviglioso nettare.
Certo, allora soprattutto possiamo dire che è un lavoro che è tramandato di generazione in generazione, quindi qua abbiamo una zona comunque che ha radici storiche che ormai si tramandano da decine e decine di anni. Per noi cos'è? Per le nuove generazioni sicuramente è un'opportunità da saper valorizzare, perché in questo momento nel mondo del prosecco, diciamo, c'è una grandissima generalizzazione. Noi dobbiamo cercare di valorizzare quello che è il Conegliano Valdobbiadene, quindi le nostre colline, anche tramite adesso la candidatura che stiamo portando avanti a patrimonio dell'UNESCO. Sicuramente sarà un incentivo anche per le nuove generazioni a portare avanti un certo modo di pensare, una filosofia per questo territorio. Cosa diresti, Nicola, ad un ragazzo che vuole avvicinarsi a questo mondo? Quanto faticoso è se non c'è la passione? Cosa ci dovrebbe essere? Perché tutti cercano lavoro. Cosa puoi dire ai giovani che non trovano lavoro? Allora, la passione è il punto fondamentale per lavorare in Conegliano Valdobbiadene, soprattutto se partiamo dalla vigna. Queste vigne dove si fa viticoltura eroica da secoli richiedono passione, fatica, però allo stesso tempo ci hanno portato ad avere delle soddisfazioni e quindi anche, come diceva Luigi, ad essere candidati a patrimonio dell'UNESCO. Oltre a questo, Nicola, quanta possibilità c'è di lavorare in questi luoghi? Uno dice non trovo lavoro, se vieni qua c'è la possibilità di aiutare questi giovani, questi uomini a lavorare? Beh, la richiesta è tanta, anche perché la maggior parte delle aziende a Valdobbiadene sono anche piccole aziende in cui magari c'è ancora il nonno, lo zio che lavorano, e col passare degli anni, insomma, gli anni si sentono, ecco, e quindi c'è sempre bisogno di una mano nuova. Adesso passiamo a un'altra persona. Francesco Drusiano. Allora, questi giovani, lei, per aiutarli ancora di più a capire quanto è importante è credere in quello che si fa in un territorio meraviglioso come è questo, cosa vuole dire? Abbiamo eliminato dei principi attivi che erano molto criticati, adesso ne stiamo aggiungendo degli altri naturali, sperando che questo porti ancora a aver fiducia in questo territorio e dare al consumatore finale un prodotto che veramente è unico al mondo. Una cosa molto bella che noi stiamo cercando di fare è proprio legarci, cioè legare. Fare squadra. Fare squadra, ecco, questo è difficilissima tra di noi di solito. Però pian pianino ci stiamo riuscendo e questa è veramente una grande soddisfazione. Soprattutto volevo far presente che una cosa molto bella che si è creata nel corso degli anni tra di noi è che non c'è assolutamente concorrenza, ma c'è collaborazione. Come fate? Perché il lavoro è veramente massacrante. Allora, un po' di qua, un po' di là, ci si divide. Il dono di ubiquità non ce l'abbiamo, però facciamo questo e quello. E siete soddisfatte? Sì, cerchiamo di dare autonomia anche a chi ci sta accanto, nel senso chi ha figli, di riuscire comunque a darci una piccola mano e di capire qual è le priorità e le cose che si devono fare assolutamente, insomma, per tutti, anche per il loro divenire, ecco, perché vivono qui, lavoreranno qui forse, e quindi bisogna trasmettere questo amore, questa passione. Esatto. Allora, noi di solito parliamo con persone schiacciate dalla crisi, però si può essere schiacciati anche dalla burocrazia, si può essere schiacciati da tante cose. Voi cosa chiedereste? Cioè, cos'è che vi manca? Forse meno burocrazia, essere meno tassati, proprio per far capire l'importanza di lavorare e di avere un territorio, delle persone come voi che nel piccolo riescono a dare un messaggio molto importante? Beh sì, sicuramente la burocrazia e le carte sono la parte brutta, posso dire, del mio lavoro, che invece quando c'è il contatto con le persone, il potergli spiegare, trasmettere la passione per il territorio, per le cose belle da vedere, è al massimo certamente, però credo che questo sia un problema generalizzato in Italia, non solo nostro. Allora Donno, lei viene dalla montagna, però ha tante cose da dire e da chiedere, da dove iniziamo? Iniziamo che il nostro territorio ha già una buona conoscenza, un buon sviluppo turistico, però il problema che abbiamo noi e che stiamo cercando un po' di superare è quello di far rimanere nel territorio il turista per più giorni. La nostra scommessa è appunto questa, volevamo fare qualcosa per dar qualcosa da fare al turista che viene qua, oltre che mangiare e bere. Perché io delle volte mi scontro con i numeri, perché io non vedo tutte queste presenze che i numeri però mi danno.
cosa si potrebbe fare per vedere più gente? Perché io ho bisogno, oltre ai numeri, di vedere anche la gente. Beh, è fondamentale per far restare la gente nel territorio, sono i servizi e le opportunità che gli si dà a questa gente, a questi turisti. Ci spostiamo nuovamente. Sì. Se io voglio aprire una frasca e fare una promozione, è un problema, cioè è meglio non farlo. Perché secondo me? Ma perché ci vogliono tante normative, seguire tante leggi, magari corsi che ti impegnano tanto tempo e quindi diventa tutto un po' più difficile, più laborioso da parte del produttore, insomma. Io vedo in realtà magari come in Friuli che le aprono facilmente, stagionalmente, magari durante la vendita del vino, secondo me è una bella cosa, questa che potrebbe essere anche utile per noi. Ecco, perché vi ho fatto vedere questo servizio? Perché siamo partiti con questo servizio? Perché io ho deciso che se la montagna non va da momento va a montagna. Siccome io cerco lavoro per i miei uomini, per le mie donne, per le mie famiglie, ho deciso di spostarmi e ho deciso di farvi vedere quanta possibilità ha il nostro territorio per far lavorare delle persone. E queste persone mi hanno dato ragione, perché avete sentito, c'è lavoro, noi cerchiamo persone, ma se io non riesco ad avere questa informazione cosa faccio? Avete visto una meraviglia, perché abbiamo delle colline meravigliose, però loro mi danno ragione, ci sono i numeri ma ci sono le presenze fisse, quotidiane. Allora io spero che in tutte queste puntate gireremo in lungo e in largo per il nostro territorio, vi faremo vedere dei posti meravigliosi che tanti magari dicono non li ho neanche mai visti, ma soprattutto la Mirella cercherà lavoro, perché ragazzi da qua non ne andiamo fuori. Io ho famiglie anche mercoledì che mi dicono Mirella, trovami qualsiasi lavoretto, e allora io girerò il territorio cercando di dare qualche risposta, qualche posticino di lavoro a chi non lo trova. E permettetemi di dire che abbiamo un territorio meraviglioso, come avete visto, e grazie anche ai montatori che hanno realizzato un fermato bellissimo. Anna? I montatori inteso come i nostri bravissimi tecnici. E nel frattempo chiederei a nonna Irma, appunto a proposito di territorio, il territorio chi lo fa? Le persone, quindi le storie delle persone della nostra terra. Nonna Irma, l'abbiamo vista in tutti i nostri telegiornali quando scorrazzava in moto in quella dell'Africa, in Kenya. Quanti anni ha lei, nonna Irma, e da dove viene? Ci racconti un po' di sé. Voglio sapere in Kenya quanti anni ha. Sì, certo, perché ma non si chiede l'età a una donna. È vero, però è vero, nonna Irma. Lo diciamo per l'intraprendenza che lei ha, perché così anche gli altri traggano spunto dalla sua forza e intraprendenza. Sono nata il 2 novembre 1924. Hola, Scorpione. 93 anni compiuti. 93. Dunque, vado avanti? Sì, certo. 8 anni che abbiamo deciso di andare in Kenya. Sì. Siamo andati, perché per la malattia mia, per la malattia di mia figlia, la poca buona volontà da partire, sempre stati. L'anno scorso ho detto a mia figlia, andiamo in Kenya sì o no? Mamma, sto andando, siamo andati in Kenya, ho fatto il passaporto. E quindi è partita, insomma. E allora in dicembre ho fatto il passaporto, in gennaio era a prenderlo, e in febbraio, il 20 di febbraio, siamo partiti per la Kenya. Dopo 7 ore di strada, d'aereo, 9 strada, e altre 2 di macchina, 9 ore, siamo arrivati in Kenya. In Kenya siamo arrivati a mezzanotte. Insomma, un lungo viaggio. Abbiamo dormito dai suori, perché io ero scuro, non ho visto il suoni. Ma stai che siamo saliti? Nonna Irma, ti si politica perché anche i politici dormono dai suori, ma tutti dormire dai suori? Sì, perché si è generosi. Ecco. Generosi. Si paga poco e si dorme tanto. Però lei dal Kenya ha portato anche questo bastone che non arriva dal Kenya. È andato in Kenya con questo bastone. Questo bastone sono andato in Kenya perché qua c'è la Madonna Medjugorje e la mega da assistio nelle mie tribolazioni, perché è un tribulare, no? Sì. E sono da via e anche mi carico con il bastone, sana e salva. Ecco. Ogni modo siamo arrivati in Kenya
abbiamo dormito lì, la mattina alle 5 su, via, in macchina, Ma perché è voluta andare in Kenya lei? Che poi vediamo il servizio che ci accompagna in questo viaggio. Ho voluto andare in Kenya perché ho conosciuto padre, personalmente, ho conosciuto padre Remigio per fotografia, per mezzo del suo cugino, E siamo conosciuti a fare i fanghi. Va bene, voleva portare il suo aiuto e allora mi conta un po' di sua faccenda, se viene a trovarmi, gli davo da vestire e anche le davo qualche cosa di offerta. Sto suo cugino è venuto a trovarmi, gli do un bel sacco di roba da vestire che era qui tutta la roba da vestire, ho fatto la mia offerta di andare in Kenya. E padre Remigio mi ha scritto, una bella letterina, che mi ringrazia molto con tutto il cuore e speraria da vederla. Dopo vediamo anche il servizio. Aspetti, chiedo un intervento anche alla nipote, ma chi è questo padre Remigio, Elisa? Padre Remigio è un missionario padovano che praticamente ha passato 50 anni della sua vita circa in Kenya per aiutare la popolazione del Kenya, soprattutto i bambini, e là ha costruito orfanotrofi, ospedali, insomma fatto parecchie opere e lei è voluta andare prima a conoscere padre Remigio, che adesso è ricoverato in ospedale in Kenya, e poi anche a vedere un po' tutta la missione di padre Remigio. Quindi è andata come missionaria laica. Abbiamo anche, poi vediamo appunto questo viaggio in moto che l'ha portata verso l'Africa. Anzi, che dite? Lo vediamo adesso? Lo vediamo adesso? Che dici, Mirella? Così vediamo bene questo servizio. C'è posta per noi, le cartoline di nonna Irma. Eccola in Kenya, è arrivata e ha già incontrato i piccoli orfanelli della missione. L'avevamo lasciata con queste foto all'aeroporto, dove con il suo trolley partiva, destinazione il suo sogno, quello di raggiungere i bambini in Africa, che aiuta da anni inviando denaro dalla sua casa di Noventa Vicentina. In pochi giorni gli scatti erano diventati virali, conquistando il web e raccogliendo migliaia di like. Non va in un villaggio turistico, servita e riverita, avvertiva con un post la nipote, ma raggiunge un villaggio di bambini in un orfanatrofio. Scatti postati sui social che trasmettono immediatamente la gioia di vivere di questa nonna di 93 anni, che è diventata, suo malgrado, una web star. E oggi eccola qui in Africa, dove le comunicazioni sono difficili, e allora ha inviato un messaggio vocale a casa. Sto bene, il viaggio è stato lungo, ma sono già operativa e felice. Anche in Kenya, con la sua gioia di vivere, è diventata subito la nonna di tutti. Nella sua valigia ha portato pochi vestiti per lasciare spazio ad ago, filo, forbici e colla, con cui cucirà quella che è una sua specialità: scatole fatte con vecchie cartoline. In ogni scatola, per ogni bambino, metterà l'amore di un oggetto fatto a mano col sorriso. Nei prossimi giorni andrà a visitare il nuovo orfanatrofio, costruito in questi anni proprio con le offerte della comunità italiana e vicentina. Salutiamo nonna Irma col commento della nipote, che ha scritto: credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Bellissima, bellissima questa frase che hai postato sui social e che ha riportato il nostro Carlo Inghilleri dalla redazione di Vicenza. Quanta nostalgia ha nel rivedere queste immagini, nonna Irma? Guarda, è la prima volta che avevamo nel cuore i bambini, perché come chi si vede, i pianta proprio qui, il te vedi, vuol dire che nessuno ha una porta ma via con te. Ascolta nonna Irma, una domanda. Tu che sei stata là, che hai visto sia i bambini che gli adulti, poi quando sei tornata qua e hai visto quelli che ci sono qua, queste persone che sono anche qua, come vivono, come si comportano, cosa hai visto di diverso? Come li accetti tu queste persone che sono qua? Come li vedi? Brave persone, oppure anche loro dovrebbero rispettare un po' più le regole? Una persona adulta mi ha intervistato, e ora come già stati in Kenya? In Kenya ho avuto male, perché sono andato in tante parti, perché anche in Romania, dove sono andato? In Francia. In Francia, in Polonia.
In Portogallo ho detto, ma la miseria compagna non l'ho mai vista. Quando altri italiani, non bisogna che se la niemo mia, perché siamo non il bombardo, non Tialana, siamo un teloro siamo. Se ti dici nonna Irma che bisogna andare a capire quanto ben che stiamo qua. Guarda che i bambini lì a capo, prima senza acqua, c'è il poldello per lavarsi, per aspettare, io sa, per venire se per lavarsi a faccia. Ecco. Le strade sono spolverose come un tempo da quando avevo 7 anni, da asfaltare, passa una motorella a soffre da polvere, passa una macchina da resta per 4 ore, polvere per strade. E allora mi ho detto, magari rivolta a qui che c'è davanti, là, a qui che ne pidono altri. No che si mette la mano sul cuore alla parte destra, che si mette alla parte sinistra. La parte giusta di sì. Alla parte sinistra, che chi fiori la lei venire del suo popolo, no? Del nostro, di chi vengano altri, ma è di sui chi deve venire. Ma si è visto più contenta chi portasse gli aiuti là, chi stasse là, sì, è più giusto. Perché ricordi, come dire, donne, uomini, i buoi, tutti sui paesi suoi. Ecco, tappa. Ecco. Perché anche se vengono in casa sua, io come altri ne escono là, non siamo casa nostra. Mica, guarda, se invece avere 93 anni, io ho 80 anni, mi torno su che 4 strassi che ho e la mia pensione è in che non è arrivato a casa. Ecco. È vero che torna a fine anno? No. Forse. Per tornare? No, l'anno prossimo. Prossimo anno. E allora stai attenta adesso quando sono via, no? Che sia bugie, sono verità. Prima di andare via, sono a fare la carta che se dovesse morire vuoi essere seppellita. Ecco. Perché? A venire in Italia no, vuoi restare là. E allora avevo detto una scuola, guarda ragazzi, tutti che i piani di me, non so se mi arriverò, può darsi che io prima mi detto, guarda, se te via, ti metto lì, dopo mi tiro rente, e mi scemi tutto. Però oggi parliamo di un'altra faccenda, perché oggi è il giorno della festa dell'angelo, della risurrezione, quindi abbiamo capito, facciamo anche i debiti scongiuri, no? Nonna Irma. Detto, certo. Chi dà solo chi dà la vita, l'acqua e chi asfalta le strade, perché dalla sette muori, ma da mangiare del pane no. No. Direi con un salto super pindarico a questo punto voce e spazio al nostro cantore. Andiamo. Assolutamente sì. Allora la prima canzone, visto che lei è la web star, la dedico proprio alla nonna, io direi. A nonna Irma. Con tutto il mio cuore. No? Allora dedichiamo a tutte le nonne. Dalla parte sinistra, a tutte le nonne. Like a big pizza pie, that's amore. Where the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. About a ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, I don't sing Vita Bello. Hard to play, tippy-tippy-tie, like a guitar and cello. Where the stars make a drool, just like a bus step Zulu, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, working on Napoli, that's amore. That's amore. That's amore.
bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and cello. When the stars make it through the target for step by Zulu, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're alone. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore. That's amore. A voi, grazie a voi. Bellissimo. Grazie a voi. E ancora complimenti, Nana, e Rigorosamente ancora dal complimenti. vivo, grazie a Mauro Bertone. Ha sentito nonna Irma, gliel'ha dedicata, Dez Amore, si è avvicinato, è venuto qua vicino, ma lei neanche lo guardava, Mauro? Sì, io guardavo, però mi non ho capito, mi ringrazio, ma non ho capito niente quel che ha cantato, perché ha cantato in inglese. Non sembra come Dolce Felice Notte, la Stella, la Chiara Stella, era diversa che lì, e ora... Ma è vero che ha insegnato il dialetto veneto in Africa, ai ragazzini dell'Africa? Solo, come parla poco, perché sono no altro. No, parlava di signorini che era di maestra di scuola. E lavorava, faceva i scatti, Parlava lavorava. il suo cuore nelle azioni concrete che faceva, vero? E allora lavoro ancora adesso? I scatolini là che ho fatto, ne ho fatto 8 in Kenya. No, 8. Tante scatoline per racimolare che cosa? Ecco, regalate. Santo sarà. Ecco, e a proposito di santi, vediamo questa settimana le vostre donazioni a chi sono andate, chi ne ha beneficiato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Spinea e stiamo per incontrare una giovane coppia, ma con grandi problemi. Andiamo. Permesso, buongiorno. Buongiorno, ciao Nicoletta, ciao, che belli che siamo, ciao tesoro. Ciao Luca. La coppia più bella del mondo abbiamo qua, veramente la coppia, e poi mi piace il sorriso della Nicoletta, la Nicoletta si affossa di Luca, una forza enorme. Allora, è successo qualcosa Nicoletta? Avete trovato qualcosa? Avete sentito qualcosa? Zero assoluto, sì. Allora io sono venuta a dirvi che oltre a quello che adesso vi farò vedere, io mi sto muovendo per cercare di aiutare Luca a trovare un lavoro, perché Luca ha bisogno di lavorare. Non posso ancora darvi la risposta definitiva, ma sono a un buon punto. Ecco, speriamo bene, incrociamo le dita e speriamo che salti fuori questo lavoro, perché la cosa importante per Luca è riuscire a lavorare. Allora, Luca ha detto che sei la sua forza, la sua benzina. Se non ci fossi tu, lui non sa come avrebbe potuto superare questi momenti terribili per lui, perché come voi sapete questa coppia è venuta in trasmissione, ha spiegato i problemi, ma soprattutto il problema che ha Nicoletta, che sta combattendo con questo male terribile. Però lei ce la mette tutta, è stata operata, va a lavorare e sta aiutando il suo Luca, però non basta, perché i soldi ce ne vogliono tanti. Tu hai anche la fibrosi cistica, perciò sono due cose che lei deve combattere, e perciò ha detto se Luca non riesce a lavorare noi non ce la facciamo, perché la vita è cara. Abbiamo bisogno di tranquillità, ora come ora abbiamo proprio bisogno di tranquillità, ne abbiamo passate tante, quindi... Sarebbe giusto. Sì, e se lo merita poi, perché comunque ha sempre lavorato ed è sempre stata una persona in gamba, quindi non merita quello che le hanno fatto. Ascolta Luca, tu dicevi giustamente, io non so cosa sia successo, però vorrei i miei diritti, cioè quello che mi aspetta. Ma secondo te il diritto numero 1, che anche nella Costituzione, è il diritto al lavoro?
cioè tu devi lavorare. Secondo te stanno facendo qualcosa per queste persone come te? Oppure c'è tutto tu che vai a bussare tutte le porte come mi dicevi? Secondo me non stanno facendo assolutamente nulla, secondo me, perché io ho 47 anni, vado in cerca, dicono che sono vecchio, però non mi sembra che sia vecchio. E poi vogliono i giovani con esperienza, però se sono giovani come fanno ad avere l'esperienza? Questo mi chiedo io. È molto difficile, non so più cosa fare. Cerco, ma non trovo mai nulla. Ecco, perché tu giustamente hai detto, guarda Mirella, che io non sto seduto in casa ad aspettare che mi arrivi il lavoro dentro, però non riesco a trovare niente. Trovare un lavoro per me è molto importante, perché è la dignità, soprattutto per una persona, in più una stabilità che si ha. Vieni qua Nicoletta, vieni vicino al tuo uomo, guarda come si guardano, questo è amore, è grande famiglia. Io ho visto una foto che è la foto del loro matrimonio, già dalla foto si vede quanto bene si vogliono, erano proprio innamorati, sono ancora tanto innamorati. Allora, per cortesia, vi date un grosso bacio, e questo sì, lo vogliamo, perché un amore così grande deve terminare con un bacio bellissimo. Prego, a voi cari. Ah, che bella sta roba, che bella. Allora, dopo il bacio, io come faccio a non dare un assegno a questa coppia? Come fa? Allora prendiamo l'assegno, eccolo qua. Eccolo qua, l'assegno della grande famiglia, lo diamo a Nicoletta che se lo merita, no, di più, anche a te Luca. Mi raccomando ragazzi di combattere, ma di combattere sempre, perché io sono convinta che qualcosa succederà. Io sono convinta, veramente convinta, che tu un lavoro lo troverai. E ecco, io ce la sto mettendo tutta e ti prometto che non mollerò e qualcosa salterà fuori. Un saluto che vuoi fare alla grande famiglia, cosa vuoi dire? Grazie a tutti, siete straordinari. Grazie a tutti e mi avete fatto felice oggi, veramente. E anche la Mirella vi dice ancora grazie. Ciao. Grazie a tutti, grazie. Quanti grazie ho sentito dire in questi 5 anni che ogni settimana noi portiamo un assegno a casa dei casi più disperati. Ma quante lacrime la Mirella ha sentito e ha visto, e qui ne ho una persona vicino che voi conoscete, è la Marcella, che abbiamo già cercato di aiutare, però Marcella non riesce a collocarsi, Marcella non riesce a trovare un lavoro che gli permetta una dignitosa esistenza, ha uno sfratto perché sono mesi che non paga l'affitto, ha mandato una lettera alla Mirella che io ho letto a Sveglia Veneti, una lettera drammatica, e io ho detto guarda, ferma tutto che noi arriviamo. Allora io ti ho invitato qui questa sera perché spiega cosa vuol dire sentir dire c'è lavoro e non trovarlo. Non è vero che non avete voglia di lavorare, è vero il contrario. Allora spiega, tu hai anche un problema, che hai una protesi al braccio, perciò non è che lei possa fare di tutto e di più, anche se vi posso assicurare che lei ce la mette tutta per fare qualsiasi cosa, però gli anni passano e anche per lei diventa pesante qualche lavoro. Spiega Marcella cosa vuoi dire. Allora, da parte mia io sono invalida civile dalla nascita, in pratica sono senza una mano, una protesi, e posso dire la mia età, ne ho quasi 52, che adesso comincio ad avere problemi al braccio destro. Certi lavori, logico, non devo sollevare pesi, non devo fare chissà quali altre cose, però la mia dignità è questa, che vorrei un po' di tranquillità, nel senso che avere 52 anni e andare ai colloqui di lavoro, perché essendo iscritta alle liste speciali e via discorrendo ti mandano a casa, però dopo sentirti dire ma non sei idonea, ma le faremo sapere, ma questo, ma quello, ma l'altro, una si scoraggia anche, dice ci rinuncio, perché alla fine, cioè, tu vai, ti chiamano, vai per trovarti un lavoro, per avere una piccola dignità, per essere autonoma, perché come tutti penso, come tutte le donne che fanno carriera e via discorrendo, l'autonomia di una donna adesso come adesso è un qualcosa che la rende orgogliosa,
io sarei orgogliosa se trovassi anche, perché io in passato, scusando la mia interpretazione, non voglio dire che non ho lavorato, le mie figlie sono grandi adesso, però sono dovuta rimboccarmi le maniche e andare a lavorare, sono andata a far fatti per le case. Ascolta Marcella, tu hai detto, perché lei veramente ha tanto combattuto, perché dobbiamo raccontare un po' le storie. Tu sei nata con questo problema di questo braccio, sono nata senza e una tua mano. mamma non ti ha accettato. Cioè, fin da piccola tu hai provato a capire cosa vuol dire la differenza, Esatto. perché non ti portava fuori perché si vergognava. Perciò Marcella è una donna che ha sempre combattuto, ha sempre lottato per cercare di migliorare, però voi capite che arrivare a 52 anni con un percorso come ce l'ha avuto lei non è una cosa così semplice, perché a parole tutti si parla, però i fatti sono diversi. Allora prova a spiegare cosa vuol dire a certe persone che forse non riescono bene a capire, e io alzo sempre il volume, cosa vuol dire quando da piccole ti senti già emarginato e poi più avanti vai con gli anni diventa sempre peggio invece che sempre meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire puntarti il dito addosso, dire ma tu con una mano sola cosa vuoi fare? Ma tu, cioè essere segnata, cioè andare in qualsiasi posto, essere guardata dalla testa ai piedi perché tu sei una persona che per loro sei diversa, non è una bella cosa. Cioè, per carità di Dio, mi sono fatta una famiglia, ho avuto 2 figlie e qui non ci piove, però essere sempre criticata, guardata dalla testa ai piedi perché sei con una mano sola, cioè io mi domando, io psicologicamente mi sono arrangiata, mi sono, come si può dire, non mi sono messa in confronto a tanti che, per carità di Dio, niente da togliere a nessuno, ma trovarsi in una sedia a rotelle, che devi sempre essere aiutato dagli altri, trovarti che magari fai un lavoro e ti taglia e ti troncano via un dito, una mano, o ti trovi invalida a un certo punto, cioè non è una bella cosa essere puntata al dito perché tu sei differente dagli altri. Io non ho gli stessi diritti che hanno anche loro. Ascolta, quando sei diventata grande e hai capito la differenza e la diversità, cosa provavi verso questa mamma? Ma una volta ero arrabbiata con lei. Eri arrabbiata con lei? Perché non ti accettava? No, perché è brutto dirlo. Diciamo che mia mamma, quando sono nata io, voleva buttarsi dal quinto piano dell'ospedale. Una suora l'ha fermata e gli ha detto guarda che tua figlia è uguale a tanti altri. Esatto. Cioè, trovarsi quando vai alle scuole, alle superiori, trovarsi a contatto con le altre persone e che ti vedono che tu sei differente, non è bello. Tu che l'hai provato? Per fortuna che le mie figlie, la prima cosa quando sono diventata mamma, la reazione mia è stata quella di dire ma sono sane, hanno tutte e 2 le mani, cioè mi è venuto spontaneo la prima cosa che hai guardato? Sì, sì, la prima cosa che ho chiesto se sono sane, se hanno tutte e 2 le mani. Loro sono sanissime, ma il mio non è una cosa che viene, come si può dire, ereditaria. La mia è una situazione che purtroppo nel 66, non so se sia stato da un farmaco o chissà che cosa, mia mamma purtroppo non ha... il mio braccio non si è evoluto. Nata così. Sono nata Ma così. cosa succede, Marcella, quando ci si rode il fegato perché crediamo di subire un'ingiustizia? Cosa succede? Che vorresti spaccare il mondo? Perché a loro sì e io no? Perché? Cos'ho io che non ho? Che non sono uguale agli altri? Ho levato 2 figlie, lavoro a Ferri, cucio, sono andata a fare fatti, in giro sono andata a fare pulizie, in nero, ma sono andata a fare, mi arrangiavo, ho la patente, però non ho la macchina, che magari se l'avesse mi arrangerei. Mi piacerebbe essere autonoma, arrangiarmi con uno stipendio, però percepisco una piccola pensione, per fortuna da una parte, ma con meno di 300 euro al mese cosa fai?
Sentite le cifre, no, ma sentite le cifre, queste persone per qualcuno dovrebbero vivere con queste cifre e poveretta non ha la macchina, io quando ho bisogno la devo andare a prendere, la devo riaccompagnare perché mi fa una pena pazzesca e grazie anche ai furgoni che mi hanno regalato riesco a fare anche a questo perché è diventato anche un pulmino. Infatti quando sono arrivata in stazione, che dopo è arrivato con la macchina più piccola, gli faccio all'autista, ma pensavo di vederti con il furgone della grande, e invece ne abbiamo due, conforme le occasioni, e ringrazio ancora la grande famiglia. Ascolta, ma adesso secondo te questo governo cosa dovrebbe fare? Soprattutto lavoro, ma anche per le persone che hanno della disabilità, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero, diciamo, a parte la pensione di invalidità dovrebbero alzarla. Vabbè, diria. Cioè, se hanno un po' di quello che si dice di cervello, perché se hanno studiato loro, che hanno la possibilità di fare un qualcosa per queste persone, prima di tutto alzare la pensione di invalidità, alzare almeno per vivere un po' dignitosamente, almeno 1.000 euro al mese, così uno almeno si fa i suoi 4 conti. In più, dare la possibilità a chi come me vorrebbe trovarsi un lavoro oppure avere un qualcosa, farlo, mettere a posto le leggi, mettere a posto queste leggi che non funzionano, dare la possibilità, la dignità di trovarsi un lavoro, di dare più di dare maggiori possibilità, essere un po' più elastici. Esatto. Insomma, le mani come specchio di un benessere o di un malessere, abbiamo visto con Marcella, che comunque lei non vuole subire la vita e anzi nei confronti della vita si è riscattato non essendo più vittima ma affrontandola con grande coraggio. E nonna Irma commentava quando sentiva le richieste di Marcella con la pensione minima 1.000 euro, cosa mi diceva nonna Irma? Ho 720 euro al mese. Dopo quanti anni di lavoro? 40. Ecco. E pago 400 euro al mese di affitto. Ecco. Oggi lunedì dell'Angelo, è lunedì un giorno in cui ci sono delle differenze, ci si chiede se ci sono delle differenze, ci sono tra cattolici e ortodossi. E allora intanto vediamo il prossimo servizio e poi ne parliamo in studio. Sarà forse l'ultima Pasqua a Venezia per migliaia di cristiani di rito russo ortodosso a cui il patriarcato ha chiesto di lasciare la chiesa di San Giovanni Battista Decollato, dove negli ultimi anni questa popolosa comunità ha celebrato i suoi riti. Siamo più di 7.000 fedeli tra i moldavi, ucraini, i russi, i bielorussi, anche i serbi, perché fanno riferimento serbi e bulgari sempre nella comunità nostra slavofona e quindi vengono. Ci sono anche italiani perché molte nostre donne sono sposate italiane, abbiamo figli bilingue che hanno cittadinanza italiana, insomma non è soltanto la chiesa per russi. I fedeli di questa confessione resteranno quindi senza un posto dove pregare. Le numerose richieste di un dialogo con l'amministrazione comunale si sono sempre concluse con un nulla di fatto. Speriamo sempre che qualcuno finalmente apre un pochino le porte diciamo del dialogo e ci darà la possibilità almeno di esporre le nostre esigenze, i nostri problemi per magari andare avanti tra il potere, magari autorità comunali, magari i nostri confratelli cattolici, perché sappiamo che le soluzioni ci sono, ma non per noi. Gli ortodossi hanno quindi iniziato una raccolta fondi per acquistare o prendere in affitto un immobile in terraferma, anche attraverso i mercatini solidali che saranno presenti tutti i giorni in campo San Giacomo d'Allorio fino alla domenica di Pasqua. Noi vendiamo innanzitutto oggetti per decorazione di Pasqua per la tavola portati dalla Russia, da San Pietroburgo, e anche lavoretti fatti a mano. Ad esempio io ho fatto certe cose, anche le mie amiche mi hanno aiutato con uncinetto, con cucito, con taglio, e speriamo che queste cose possano piacere anche agli italiani. Al fianco dei russi si schiera anche il noto poeta veneziano Francesco Giusti, che invita tutti a partecipare alla pittoresca processione della Pasqua ortodossa, con partenza da San Giovanni domenica 8 aprile alle 22:30. È una tradizione di Venezia essere una città aperta, una città attenta ai bisogni di chi oggi è portato
a varcare i propri confini per trovare una realtà migliore, una realtà diversa da quella che avevano nel loro paese. Ecco, nel servizio di Tommaso Stoppa abbiamo visto le richieste degli ortodossi russi con intervistato padre Alexei Yastrebov, parroco del Patriarcato di Mosca, che avremo qui nella seconda parte della trasmissione. Dunque, si diceva quali le differenze, quali punti in comune. In sintesi non vogliamo fare una lezione di cattolicesimo e di storia, ecco, però diciamo le due chiese sono delle chiese mondiali per il numero di battezzati che hanno entrambe. Hanno in comune la Bibbia, i sacramenti e la dottrina dell'Episcopato, tra le divisioni principali quella su tutte sulla figura del Papa. Ecco, e poi la disciplina del matrimonio e sui dogmi mariani. Questo una piccola sintesi, permettetemela giusto per introdurre anche l'altra questione. Konstantin Kiku non è un parroco, ma lei è rappresentante di un'associazione. Quale? Ripetiamola, Konstantin. Associazione dei Moldavi Cristiani in Italia per la solidarietà. Ecco, comunque lei è di fede ortodossa. Sono di fede ortodossa. Perché è qui oggi? Sento, anche adesso ho sentito padre Alexei, che in realtà noi a Venezia siamo moldavi, cioè con cittadinanza moldava, bisogna specificarlo sempre, perché tanti moldavi fanno la cittadinanza rumena, vanno su, fanno la cittadinanza rumena, rientrano e cambiano le carte. Infatti la tendenza è un 9%, che si sposta da una parte all'altra. Invece non è questo. I moldavi sono in realtà rappresentati, una stragrande maggioranza, sono rappresentati che c'è un parroco ortodosso moldavo in terraferma. Padre Alexei è a Venezia, poi abbiamo parroco a Treviso, poi abbiamo parroco a Padova, a Vicenza e via discorrendo. Ci sono però i moldavi in realtà vengono messi. Noi siamo rappresentati da Dumitru Ciubarca, da parroco Dumitru Ciubarca. Poi una buona parte dei moldavi va anche alla Chiesa rumena. Noi della terraferma, dice? Sì, della terraferma. Mestre, Marghera, Sì. Infatti è vero che le statistiche dicono che siamo il 13% della totale della popolazione moldavi. Quindi qual è il problema in sintesi? In sintesi, che gli ortodossi russi sono ortodossi russi, e noi siamo sempre sotto il patriarcato di Mosca. Però il patriarcato di Mosca mette il prete che dice i russi e chi parla la lingua russa. Però quelli che siamo qui, per esempio i miei figli, parlano rumeno nel senso che non esiste una lingua moldava e rumena. Loro non capirebbero andare in chiesa e sentire la messa in russo. Allora, facciamo una sintesi. La richiesta di padre Alexei, perché la comunità russa è stata, diciamo così, tra virgolette, sfrattata dalla Chiesa di Venezia, di venire in terraferma. Però lei dice, no, la comunità russa ortodossa vorrebbe trovare una collocazione in terraferma visto che è stata sfrattata dalla Chiesa veneziana della Laguna. Le dice, noi non ci sentiamo rappresentati da padre Alexei perché abbiamo già i nostri parroci. Noi abbiamo il nostro parroco in terraferma, che fa la mensa, è vero, con un comodato, con un grande cuore di una persona che ci ha dato in comodato un tipo di magazzino, garage che ha 48 metri quadri. Abbiamo chiesto al comune, abbiamo chiesto in curia e curia ha detto c'è Alexei a Venezia, le abbiamo dato a lui all'epoca. Noi abbiamo detto va bene, ci arrangiamo, quindi noi stiamo lì, una parte va da Dumitru, chi no si sposta verso Treviso o verso Padova. Lei dice che voi moldavi non andreste nella chiesa in cui viene officiata la messa, diciamo così, in lingua russa? Non possiamo, andrei in una chiesa russa, perché no? Però non posso andare in una mensa a sentire una messa dove si parla russo, perché non capirei. Io e i miei figli, poi una buona parte non parlano più il russo, si parlava, adesso non si parla più. Quindi la curia veneziana non penso che lascerà così, gli daranno una mano, secondo me, dopo
siamo tutti... Insomma, è un problema di strutture, di chiesa, e tu ci hai capito qualcosa? No, Mirella? guarda, io proprio non ci ho capito niente, nel senso che abbiamo tanti dei posti seraiche che staria a 150 religioni, però qua la chiesa secondo me dovrebbe intervenire in maniera più energica o no? A Venezia è un problema questo. Ecco, anche a Treviso, grazie a Dio, c'è una bellissima chiesa, a Padova c'è anche a Padova, a Vicenza c'è anche a Vicenza. Magari a Venezia, essendo Venezia, una città che ha una Ma grande... con Brugnaro come va? Con Brugnaro... Sindaco di Venezia, naturalmente. Dovrei parlare perché sono moldavi che hanno il parroco suo mandato sempre sotto il patriarcato di Mosca. Ci sono rumeni, ci sono tanti, però rumeni, è vero, assieme ai moldavi, perché una buona parte, una buona partecipazione, stanno costruendo una bellissima chiesa, che sarà come una cattedrale. E dove questo? A Zellarino. A Zellarino. Dietro l'ospedale dell'Angelo. Lei ha capito qualcosa di tutta questa storia degli ortodossi, nonna Irma? Ne ho capito qualcosa per il mio conto, non so. Adesso, loro si sistema qua. I nostri missionari si sistema là, in un'altra parte. Qui altri si sistema in un'altra parte. E come posso dire, qui di Villareggia, che c'è a Rovigo, si sistema in tutte terre straniere. No? Cioè c'è una grande migrazione, dice? Quello dappertutto gente, non si sapeva neanche quale, perché, come dire, lui vuole la sua parte, chi altri vuole la sua parte, quest'altro vuole la sua parte, noi che siamo il fondamento della religione, siamo misti, come si dice, delle polastri e polestrei, bianchi e mori, come che vuol dire che tutti insieme, non capisci più niente. Ecco, ma come massimo in noi ora non Non capisci più niente, perché adesso, barra quanti, per carità, ammetto che sia tutte queste guerre, che mi sta male, dico, Dio è notte qui che fa la guerra, qui che fa la guerra, chi dà che stai i pariti, che la guerra distrugge tanto il mondo, onore distrugge una città e per farla guerra 100 anni e niente muore da fame, senza casa, senza tutto. E ora per conto mio, mica ho 93 Cosa anni, bisognerebbe sono fare? sempre sta qua in Italia, ho tribunale anche a me, perché non sono mia signora. Io ho 93 anni, ho solo la mia roba intorno e basta, non ho niente di altri. E dove che stavo pago l'affitto. E ora il proverbio dice, ancora da un tempo, uomini, donne e buoi, tutti sui piedi, fate tutto ma nella vostra nazione, nella vostra parte. Perché quando che cambia casa, e cambia ladro, basta, vediamo così. Oh là, Elisa, e tu che chiara, ma è chiara. Noi abbiamo... Quando cambia nazione, cambia ladro, basta, vediamo. Abbiamo posto la domanda sia al comune, se c'è qualche spazio che noi possiamo usufruire come messa, noi siamo disposti a pagare la luce, a fare le riparazioni e tutto. Se non c'è, non c'è, ci arrangiamo in modo come che... Cosa ha voluto dire nonna Irma Chico? Cosa ha voluto dire? Sono molto cosa dica, perché adesso per modo di dire, con tutta questa gente che in Italia non ti capisci per niente perché ne hai 50.000 nazioni. Che in Italia? Gli italiani solo? Ma cosa nessuno? Guarda quanta gente che è dall'Africa e quanti se ne nega? Un'altra metà. Ecco, per tornare a parlare dell'Africa, c'è un'iniziativa, vero, che avverrà a breve, Elisa. Vogliamo parlare di una cena solidale che si terrà a breve per raccogliere dei fondi? Non so, perché la mia nipote. Lo dice Elisa. Mi dava il piede, ma farò qualcosa, se posso, l'anno prossimo farò un altro giro. Lo dice Elisa, perché quando si parla di questa cena lei pensa che ci sia una festa e dice di festa non voglio saperne. Perciò nel nostro paese, quando c'è qualche anche di anziani, che è una bellissima festa. La festa ringraziamento che è la fine dell'anno, che è una bellissima festa. Perché io dai 6 ne sto 93 km. 90 vicentini. Da 90 sono sempre stati a te, sempre stati. Parliamo di questa festa che si darà appunto nel nome della solidarietà dei suoi bambini africani. Elisa, lo dice la nipote?
Lo dice lei Elisa, lo facciamo dire Elisa. Sì, no, beh, perché Guarda, no, proprio questa festa qua, Elisa, proprio vedi che ti affassi che non ti affassi, vada. No, mica faccia per carità. Faccia quello che a volte non mi sta. Mi, da 40 anni che lavoro, però nessuno sa niente. Oh là. Nessuno sa niente. Però adesso, grazie Elisa, tutti sanno che cosa fa Sì, lei. perché vedi, tutti i lavori che ho fatto Ila sa, e lei ha ricevuto Ila, e io vado in giro per tutto il mondo. Per tutto, e ancora adesso. Ma una di queste scatolette ce le ha portate qui questa sera di perché non ne ho neanche una. Ecco Anna, è da portare. Non ne ho neanche una adesso, se crede sono devo farne. Devo farle di nuovo adesso. E ce ne mette da parte un paio? Per fare una scatoletta ci vuole una giornata e mezza. Ah, ecco. E una mamma, e una nonna, e una bisnonna da 93 anni. Ormai attacca a avere gli artrosi. Ma come che ti ho visto montare in motorea? E che allora Elisa parliamo di questa cena solidale. Chi lo faccia per carità in tutto il mondo. Facciamolo dire alla nipote, che dice? Diamo parola alla nipote? Sì, fatto quei cavoli. No, abbiamo pensato di fare, visto il clamore insomma che ha avuto la nonna in questo viaggio per il Kenya, di fare un pranzo, probabilmente sarà un pranzo solidale, e con l'occasione presenteremo anche il progetto che abbiamo collegato quindi alla nonna, che è Nonna Irma for Kenyan Children, e quindi sarà un progetto con un inizio ed una fine, in cui praticamente andremo ad ampliare il dormitorio di una scuola per dare la possibilità ai bambini di dormire a scuola, perché là i bambini che abitano vicino alle scuole vanno a scuola a piedi, quindi hanno possibilità soltanto chi ci abita vicino. Tutti i bambini che abitano oltre i 2-3 chilometri purtroppo non hanno possibilità di andare a scuola, perché comunque devono andare a piedi. Avete già una data per questo pranzo? Indicativamente spero di riuscire tra un mesetto circa, perché abbiamo tante cosine da mettere a posto. Tra aprile e maggio? Sì, credo di sì, insomma. Dai, faccelo sapere che verremo anche noi a trovarvi. E sicuramente avrà problemi, non so se di artrosi, ma sicuramente anche di altra natura, il nostro amico Livio da Padova. Cari amici vicini e lontani, eccoci a Padova, siamo ancora a Padova e siamo a casa e fra poco entreremo di chi? Di Livio. Andiamo! Ciao Livio, ciao caro. Ciao. Allora, finalmente conosciamo il nostro Livio, che ci chiama direi quasi tutte le mattine a Sveglia Veneti. Io avevo promesso che la prima volta che sarei venuta a Padova e avevo un po' di tempo libero, sapevo così, tra virgolette, di trovare Livio e di vedere cosa c'è che non va nella sua casa. Cosa c'è, Livio? Beh, c'è che purtroppo, diciamo, questa è una casa dell'Ater e io è da 8 anni circa che abito in questo piccolo appartamento, che tra l'altro ha 70 anni di vita, insomma vedete che è un po' fatiscente, diciamo, e mi ero rivolto a Rete Veneta perché troverei giusto, ho parlato con una dirigente dell'Ater di Padova per vedere, perché io sono un pensionato, onestamente non trovo giusto che per un appartamento di 40 metri quadri che ha 70 anni e in queste condizioni, i serramenti, i muri eccetera, debba pagare una cifra così alta, anche considerato che qua c'è case Ater in cui c'è gente, a quello che mi risulta, che ha appartamenti più grandi dei miei, più nuovi, e paga meno di me, insomma, ecco, perciò non trovo giusto questo, siccome non sarò l'unico che ha questo tipo di appartamento e ha questo reddito, che questo sia di monito all'Ater per cercare di portare un po' di giustizia, diciamo, tra gli inquilini, in modo che io mi auguro che questo nuovo, diciamo, calcolo dell'ISEE dell'Ater
veramente metta un po' di ordine non solo a coloro che entreranno, diciamo, successivamente, ma anche quelli che ci sono già, e che porti un po' di equità per quello che riguarda il reddito delle persone. Ma ascolta Livio, però vogliamo capire, oltre a dirlo alla Mirella e a Sveglia Veneti, se tu andai in comune che tu detto ste robe, ti sei tu rivolto all'Ater? Sì, all'Ater, certo. Ti hanno risposto? Mi hanno risposto che in poche parole o prendere o lasciare. Mi hanno detto faccia domanda in comune, dico a 73 anni è una cosa inutile, diciamo, no? E faccia domanda, noi non sappiamo cosa dirle, purtroppo questo è il regolamento dell'Ater, ma tutti i regolamenti si possono cambiare, non c'è niente di impossibile, insomma, no? E perciò io trovo giusto che venisse considerata l'età dell'appartamento, le condizioni. Cioè l'appello che tu fai dice io in base all'ISEE che ho dovrei pagare, non è giusto che io paghi tutti questi soldi. Esatto. Ecco, e dopo altre persone che magari stanno anche meglio di me, pagano meno di me e hanno un appartamento più esatto, nuovo. sì, perché questo fatto purtroppo dell'Ater è da 50 anni che ne sentiamo parlare, però purtroppo per varie ragioni non è mai stata fatta una vera, diciamo così, una giustizia sociale in base al reddito, ma non solo dei nuovi entrati, ma anche di coloro che già ci abitano, insomma. Ecco, io ora saluto tutte quante le telespettatrici di Rete Veneta, Roberta, la Nadia, la Giusi che sento, la Michela, Alessandra e tutti quanti. Cosa gasta Rete Veneta che aveciappa così tanto? Perché è una trasmissione vicina ai cittadini, diciamo, che si occupa, mi pare, dei problemi dei cittadini, e anche nel caso mio mi sembra molto piacere di sentire che, anche perché a parte dopo quello che si ottenerà o non si ottenerà niente, però se ben che questi problemi qua, se che ne parla, non bisogna mai arrendersi a tutte le cose che dovrebbe essere cambiate, e perciò trovo sacrosanto anche il lavoro che fa Mirella, che sia ammirevole, che sia umano, diciamo, verso gli altri, diciamo, perché è veramente dare se stessi, no? E che sia un detto che dice, che sia bellissima: non è il genio, non è la gloria, non è neppure l'amore che diano la misura dell'elevatezza dell'animo. Questa misura può darla solamente la bontà. Bene, e con queste parole noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vedremo prossimamente su questi schermi. Ciao! Grazie a tutti e un saluto a tutta Rete Veneta. E allora ecco qua la busta che mi ha dato Livio, la apriamo come facciamo sempre, vedete che questi soldi arrivano da queste persone, dalla grande famiglia che è veramente grande, che ci permettono di aiutare. Ecco, e Livio ha messo quello che poteva e giustamente ha detto ma guarda, ed è giusto far vedere, sono 10 euro ma sono dati col cuore, perciò non è un problema. Anzi, sono tante le persone che mi danno i 5 euro, sai nonna Irma quanti anziani mi danno i 5 euro, i 10 euro, mi fermano per la strada, mi dicono prendi Mirella, portali, aiuta qualcuno. Poi abbiamo Iginio, 50 euro, Egidio, altri 50 euro, sono venuti qui a Rete Veneta. Poi è arrivata questa, anche se oggi è lunedì di Pasqua, buona Pasqua, è appena passata, e dentro ci sono 100 euro con biglietto, questo viene da Franco. E forse ho capito, mandi, ciao Franco, grazie, è arrivata questa, sì, e ti ringrazio veramente, come ringrazio tutte le persone che tutti i giorni, o quasi, diciamo, aiutano queste persone che poi voi, come vedete, io vado ad aiutare e portare i vostri soldi, grazie ancora. La prima parte termina qui della nostra trasmissione, poi tra poco ci intervalleremo come sempre con gli ospiti, ci sarà una bellissima e meravigliosa canzone del nostro crooner, il nostro chanteur Mauro Berton, e quindi nonna Irma, lei resta con noi, come va nonna Irma, tutto bene? Sì, Sei staccata? Olè. No, non sei staccata, vero? No, mi ecco. piace sentire
Tanto con la testa lì che stavo comodo, perché c'è quello sempre da frio sonetto. E dopo ne parliamo ancora. Ringraziamo Marcella Comin, Grazie Marcella, noi ci sentiamo. Konstantin Kiku dell'Associazione Moldavi Cristiani in Italia, chissà che troviate anche voi la vostra chiesa. Io spero, però ribadisco di nuovo, noi abbiamo il nostro parroco, abbiamo quei moldavi che ci sono, una parte vanno in chiesa romena, questo ci ben venga, gli ucraini una parte vanno perché sono greco-cattolici e hanno la chiesa di Sant'Andrea vicino a Piazzale Roma, i russi sono neanche 300 persone. E invece i moldavi quanti sono? I moldavi sono 5.000 e qualcosa. Quasi 6.000. Quasi 6.000. Nella provincia? Nel comune di Venezia. Comune di 5.000. Siete pochi, ha detto nonna Irma. In comune Venezia. Comune di Venezia. Comune di Venezia, sono tanti allora? Sì, perché sono quasi il 13% della totale della popolazione. Elisa Coltro, la nipote se ne va però resta, nel senso che si intervallerà con un altro ospite, poi noi la vediamo comunque qui, resta qui in studio, ma non è inquadrata, capito? Resta con lei. Finimo la cena e dopo ne parla. Dai, ci vediamo tra poco. Non cambiate canale, mi raccomando. Ciao.